Buonasera e ben ritrovati a una nuova edizione del notiziario di Prealpina.it. Domenica di grandi partenze a Malpensa, siamo nei giorni di picco per il traffico aereo. Ebbene, al Terminal 1 la giornata è proceduta senza particolari problemi. Sentiamo Veronica De Riu, il servizio. Prima domenica del mese delle vacanze, oggi 7 agosto, con un boom di partenze dallo scalo di Malpensa, con una stima di circa 100.000 persone in transito. Sono in partenza le famiglie con tanti bimbi piccoli, molti passeggini nell'area check-in e si respira aria di vacanze, le prime vere dall'inizio della pandemia, sebbene molti indossino ancora le mascherine e tengano distanza a titolo precauzionale. Non si sono rilevati particolari disagi, nel pomeriggio sono un volo in ritardo di un'ora. In compenso sono ricomparsi gli abusivi che impacchettano i bagagli con il nastro trasparente e usando metodi artigianali, poiché al momento non c'è un servizio dato che non sono stati rinnovati gli appalti. All'interno dei parcheggi brevi del Terminal 1, nell'area delle partenze e degli arrivi, non sono stati rilevati particolari disagi, mentre arrivando all'aeroporto si sono registrate le auto parcheggiate a bordo carreggiata sia sulla 336 che alla rotatoria prima dell'ingresso al Terminal 1. Spostiamoci ora a Varese. Una donna di 21 anni è stata trovata morta questa mattina in un bed and breakfast di Giubiano. Ce ne parla Paolo Grosso. Una ragazza di 21 anni è stata trovata morta nella tarda mattinata di oggi in un bed and breakfast di Piazza Biroldi, nel quartiere varesino di Giubiano. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della questura, i vigili del fuoco che hanno forzato la porta della camera chiusa dall'interno e il personale del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della giovane. Le autorità escludono responsabilità di terzi e sul corpo non sono stati trovati segni di violenza. La 21enne si era allontanata sabato pomeriggio dal reparto di psichiatria dell'ospedale di Cittiglio. I familiari avevano denunciato la sua fuga facendo scattare le ricerche delle forze dell'ordine. Ma oggi la vicenda ha avuto un esito tragico. Accertamenti in corso per stabilire se la morte sia avvenuta a seguito di un malore o se si sia trattato di un gesto volontario. Tentato omicidio ad Abbiategrasso. Un uomo di origine cinese di 40 anni ha accoltellato la moglie, anche lei di origine cinese, 36enne. È accaduto ieri prima dell'alba. Intorno alle 5 il marito ha preso un coltello da cucina in camera da letto e ha iniziato a colpire la donna alla testa. È stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del nucleo operativo e radiomobile intervenuti con i colleghi della stazione di Abbiategrasso. L'accusa è di tentato omicidio aggravato. La donna è stata trasportata all'ospedale San Carlo di Milano, non è in pericolo di vita. Il quarantenne si trova adesso in carcere a Pavia. Oggi è stata una giornata all'insegna della cultura a Varese. Come ogni prima domenica del mese, l'ingresso dei musei cittadini era gratuito. Il servizio di Paolo Grosso, immagini di Angelo Puricelli dell'agenzia Blitz. Nuovo appuntamento oggi per l'iniziativa che permette di visitare gratuitamente i musei varesini ogni prima domenica del mese ed è stato un successo, dato che nel primo pomeriggio di oggi i visitatori al castello di Masnago e a Villa Mirabello erano già arrivati quasi a quota 400. Oltre alla gratuità del biglietto, evidentemente l'inizio per molti delle vacanze ha reso più attraente l'idea di una gita culturale in città. Al castello di Masnago, dove sono in corso 2 mostre, una dedicata a Renato Guttuso e un'altra a disegno e design del Giappone, poco dopo la riapertura pomeridiana erano stati già staccati 230 biglietti gratuiti, mentre a Villa Mirabello, dove c'è l'allestimento interattivo La civiltà delle palafitte, i visitatori erano stati già circa 150. Pochissimi gli stranieri, tanti invece gli italiani arrivati a Varese da fuori. Un successo appunto dopo una prima domenica di luglio che aveva avuto numeri molto inferiori. Sport. Basket, Serie A. Il mercato si è concluso, la rosa della Open Job Metis è ora completa. Vediamo come giocherà. L'analisi di Giuseppe Sciascia. La firma di Jaron Johnson completa la nuova Open Job Metis, cambiata nei singoli, in particolare ai stranieri, ma non nello stile di gioco dopo la rivoluzione del gennaio 2022 legata all'arrivo di Johan Royackers. La novità principale è proprio in panchina. Matt Breeze sarà comunque l'interprete della strategia, della filosofia tecnica che Luis Scola ha preso agli Houston Rockets, non a caso la stessa matrice del tecnico di Tucson che per 9 stagioni
Ha collaborato nello staff della franchigia texana, guidando per 3 anni quei Rio Grande Valley Vipers di G League, da cui comunque si è portato in dote gli ultimi 2 stranieri, i più esperti, Markel Brown e Jaron Johnson, appunto l'ultimo arrivato in casa OJM. 7 conferme, in particolare tutto il gruppo italiano, compresi di Nicolau, De Tensae, Caruso e Capitan Ferrero, più i giovani Virginio e Librizzi, più Reyes, già il primo acquisto della stagione passata firmata Mike Arcieri. I 4 volti nuovi sono tutti stranieri, saranno 4 giocatori del quintetto base, che comunque cambierà volto, ma non modo di giocare. Una Varese fatta di giocatori atletici, corsaioli, ritmo elevato, punteggi alti, tanto atletismo, sicuramente pochi muscoli, vista la scelta di puntare su un centro dinamico e non pesante come Tariq Owens, reduce da un anno di inattività, e da giocatori frontali come Reyes da 4 tattico. La scommessa è proprio qui, sicuramente Varese correrà tanto, sicuramente Varese segnerà tanto, se vincerà farà divertire, altrimenti bisognerà correre ai ripari passando in fretta al 6+6. Infine il calcio. In C1 buon test per la Pro Patria che ha battuto in amichevole la Castanese. Il commento dell'allenatore dei bianco-blu, Jorge Vargas. Sono contento perché abbiamo sofferto poco difensivamente. È normale che magari il caldo, non lo so, o l'approccio inizialmente non era il giusto perché la palla viaggiava troppo lentamente, soprattutto in zona nostra. E poi una volta che abbiamo trovato le misure, il pallone iniziava a correre un pochino più veloce e abbiamo trovato gli spazi che cercavamo. Sì, i giovani ci danno una spinta importante perché la società ci crede molto in loro, noi lavoriamo ogni settimana per farli crescere della migliore maniera possibile, ci stanno dando una mano importante perché il loro contributo di energia, di forza fisica ci interessa moltissimo, quindi sono molto contento per tutti i giovani che stanno dimostrando ogni partita di dare un contributo alla squadra e ai più vecchi. Per il momento è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci alle 19 di domani per una nuova edizione del notiziario di prealpina.it.